Ancora una sconfitta per il Basket Alcamo che perde a Cagliari lo scontro salvezza contro il CUS e resta fanalino di coda in modo solitario nel massimo campionato di basket femminile. Le alcamesi rimediano una brutta prestazione in terra sarda, potremmo dire sconfitta meritata e forse un passettino indietro nel gioco e nel morale. Ancora una volta troppo pochi punti segnati, 45, e percentuali a dir poco raccapriccianti. Alcamo in partita si fa per dire solo nei primi due quarti, poi il baratro. La gara inizia senza particolari sussulti ma con ritmi intensi, poi Alcamo con Fuori Ghidden che ha anticipato la pausa natalizia per motivi familiari prova a ritornare, eppure Alcamo aveva toccato il massimo vantaggio di 7 punti, 13-20 grazie ad una tripla di Twist e alla solita Caliendo, ma alla pausa più lunga si va sul 21-23. Al ritorno sul parquet le ragazze di coach Barbara calano nettamente, il Cagliari si rifà sotto, gara che viene giocata punto a punto e poi il baratro per le siciliane con il terzo periodo che si chiudeva 37-27. Ultimi 10 minuti che consegnano i 2 punti alle sarde, nei 2 minuti iniziali il CUS allunga a più 15, poi si ha il ritorno con il cuore di Alcamo che recupera giungendo fino al -5 con Caliendo e Gulak, ma le stesse alcamesi smettono di crederci proprio in quel momento e le universitarie cagliaritane pervengono alla vittoria con Arioli che fissa il 54-45 dalla lunetta e fa il regalo di Natale ai tifosi cagliaritani e fa passare un fine anno terribile a quelli di Alcamo. Significative le parole del comunicato stampa post gara emanato dal Basket Alcamo che riportiamo testualmente: la società, non contenta della prestazione in una partita così importante delle proprie atlete che fino a questa giornata non erano mai state messe in discussione, intende valutare il rendimento di ognuna delle ragazze per verificare la possibilità di eventuali cambi o trasferimenti. Queste le parole scritte nel comunicato.